21. Allora, eccoci qua. Ribadiamo, chiariamo questo concetto perché non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Stavolta partiamo da Rughi di Cavinato, rifacciamo il giro. Il Veneto ai Veneti, Forza Morosini e Chiavegato, Indipendenza subito da Vicenza. Invece, prima hai detto, ma chi metterete? Brunetta? Cioè forse non c'è chiarezza a chi mettereste i vertici, chi sarebbe cosa sarebbe costituito il Brunetta non Parlamento? ci arriverebbe neanche alla scrivania. Perché voi vi candidate come quinto elemento Indipendenza nella Veneta è rosa candidata alle regionali, corre da sola, candidato presidente Alessio Morosin, formeremo già stasera insomma tutte le liste. Siamo comunque aperti a un dialogo con tutti, perché Indipendenza Veneta ha un unico punto in programma, che è l'indipendenza del Veneto, cioè ma dopo avete già predisposto un'idea di organizzazione, eccetera? Potremmo dopo col Veneto sarà indipendente? Qualora andaste in regione, perché poi al di là di tutto... Se andiamo in regione e prendiamo il 31 maggio il 51% dei voti, il giorno dopo parte tutto l'iter per diventare uno Stato indipendente. Dal 1900 fino adesso si sono creati 200 e passa Stati indipendenti, i veneti non devono aver paura di cosa succederà dopo. Forse mi piace citare sta battuta qua, cioè se il Veneto è indipendente all'interno dell'Europa magari saremo come l'Austria oppure ci rassegneremo a restare come la Svizzera, voglio dire, abbiamo tutte le carte in regola per far tutto ed è per questo che hanno difficoltà a... Sì, chiarissimo, ma un'idea di, senza andare a raccontare, dedicheremo una puntata a questo, un'idea di organizzazione di sistema. L'organizzazione di sistema veloce dovrà essere sul sistema svizzero, perché noi vogliamo che la gente torni a decidere, per cui non siamo noi a decidere adesso a priori. Non sarebbe coerente, perché il sistema esatto in Svizzera votano, cioè qualche mese fa hanno votato, li hanno portati al voto referendario in merito a una tematica che era la costruzione di un ponte. Hanno fatto i preventivi e tutto, hanno riportato la gente a votare. Prima avevano detto di sì, quando hanno visto i costi hanno detto che forse non era così necessario. Quindi un sistema, capito, di votazione la gente deve tornare. Siamo in chiusura. Come risponde il messaggio che è arrivato? Niente, il problema è che noi non è un problema, il nostro vantaggio è che noi siamo contro il sistema, pertanto loro combattono perché noi non abbiamo visibilità, mentre noi vogliamo solo questo punto, perché se siamo liberi riusciamo a governare a casa nostra, altrimenti saremo sempre sotto Roma ladrona. Dialoghiamo con tutti, stiamo dialogando con tutte le forze politiche, ma ribadiamo che il nostro punto è uno solo, è quello. Quindi chi ci garantirà il referendum per l'indipendenza avrà il nostro appoggio. Viceversa corriamo da soli, noi non abbiamo problemi, corriamo da soli. E le assicuro che stiamo ottenendo dei risultati nelle piazze, nelle serate che facciamo indescrivibili. Siamo stati al Vinitaly, per esempio con Alessio Morosin, ci fermava le persone per darci supporto, quindi chi pensa che Indipendenza Veneta sia un piccolo movimento sta sbagliando. E non ci sono interessi né di assessorati né di abbiamo messo, altre non cioè, vogliamo per noi assessorato, non ci interessa. A noi interessa solo riuscire a portare la gente a votare. Noi non abbiamo più tempo invece, ne parleremo ancora, dedicheremo un altro capitolo. Ringraziamo i telespettatori che hanno partecipato con tantissimi messaggi, una cosa impressionante, quindi vuol dire che l'interesse c'è. Grazie a voi di aver partecipato. Grazie. E appuntamento come sempre con voi a domani. Buon proseguimento.